Questo è un derby per me. Questo per me è un cazzo di derby. Premetto che siamo all'89esimo, Anzi, mo metto la telecronaca normale, però prima abbasso perché sennò. Mamma mia. Strana sta partita, è stata molto strana, ma aspettiamo che finisca perché parlare adesso potrebbe essere un pochino controproducente, mettiamola così. Scatta adesso il 90esimo. 4 minuti di recupero. Bravo Andrea. Bravo Albertone. Mamma mia Alberto. Comunque secondo me al momento attuale Cerri è superiore sia a Simeone che a Pavoletti, ma sta 2, 3, pure 4 spanne avanti. Un altro giocatore rispetto a loro al momento attuale. Stanno proprio su livelli differenti. Uff. 91 e 35. Mancano 2 minuti e 20. Mamma mia. Sti 3 punti sarebbero veramente oro. Specialmente dopo l'Udinese che ha vinto, battendo il Benevento, sarebbero veramente oro. Bravo Naidan, bravissimo Naidan. Bravo Naidan. Oddio mio, che ansia. Bravissimo Naidan. A Duncan. Oh, gliela fai a core. Mamma mia. A Duncan, almeno fai finta de core, cioè. Impegnate un pochetto. Mamma mia, mamma mia. Un minuto e calcio d'angolo per la Roma. Vai Guglielmo. Bravo Guglielmo. Bravo Guglielmo. Lunga. Palla a terra lunga. Lunga, lunga. Bravissimo. Tanto c'è Albertone. Bravo. Mamma mia. Dai che cazzo.
vinto il derby, abbiamo vinto il derby, abbiamo vinto il mio derby, perché questo è il mio derby. A pari punti col Benevento, a pari punti col Benevento. Oddio, partita, io già c'avevo in mente fin da subito dal titolo. Una partita inversamente proporzionale, perché il primo tempo noi siamo rimasti a guardare, abbiamo guardato la Roma giocare, c'erano alcuni dati imbarazzanti, tipo il conto dei passaggi. Al 20° del primo tempo circa noi avevamo fatto i 25, tipo la Roma 100 e passa, 200 e passa, una cosa veramente vergognosa. Primo tempo da dimenticare. Secondo tempo voglio coniare un termine che usa sempre Matt, l'Eccelso, un secondo tempo proletario. Ok, un Cagliari che secondo me non ha giocato bene, perché non abbiamo brillato, se vogliamo parlare del gioco, ma ha dato il tutto per tutto. Io oggi questa è la partita in cui ho visto un Cagliari che prova a dare il tutto per tutto. Tra l'altro bellissima l'azione del primo gol, veramente fantastica, specialmente quel tacco di Joao. Fammi zitta qua. Perfetto il gol di Joao Pedro. Finalmente siamo riusciti a segnare con un cross perfetto, poi tagliato sul primo palo, che Joao Pedro al bacio la mette sotto al 7, perfetto. Non so cosa dire. Poi per me sta partita vuol dire veramente tanto. Cioè, io so che molti di voi sentono magari quella con la Juve, quella con l'Inter, quella con Napoli. Io questa è la partita che sento di più tra tutte. Questa è la partita che sento di più tra tutte. Tra l'altro bellissimo anche il gol de Marin. Mamma mia, mamma mia. Abbiamo vinto. Pure Lico Giannis oggi ha giocato bene. Qualche cappellata l'ha fatta, per carità. Ma quasi tutti hanno fatto qualche cappellata, ma oggi veramente hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. Siamo stati aiutati anche dal fatto che la Roma ha un po' delegato l'impegno, ovviamente, perché con la testa è più a giovedì che ad oggi, ma a me va benissimo così, perché l'unica cosa che racconta la partita è che il Cagliari ha battuto la Roma 3-2, abbiamo battuto la Roma 3-2, siamo a 31 punti e abbiamo vinto. Questa è l'unica cosa che racconta la partita. Non mi sento di aggiungere altro. La prossima è tosta. Dobbiamo sapere fin da subito che non è così certo che possano arrivare dei punti, perché comunque giocheremo contro il Napoli. Però siamo riusciti a prendere 3 punti oggi, che era una cosa su cui veramente, cioè, non pensavo potesse accadere e invece è accaduto. Mi godo appieno questo momento e, e basta, raga. Non lo so come andrà a finire, non lo so, però mi voglio godere questo momento. Abbiamo vinto il derby. Niente, raga, io vi mando un bacione. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo nel prossimo video. Belli, raga, e sempre forza Castello. Ciao ragazzi.